ti considerano un po' il loro angelo custode? Ehi, no, neanche un eroe, solo niente, ho fatto quello che doveva essere fatto. Mostra al figlio i titoli dei notiziari online e i messaggi WhatsApp. È l'eroe del giorno, suo malgrado. Sì, perché Endris Borsato, 35 anni, originario di Trevignano, anche se vive con la famiglia a Volpago, ha fatto molto di più che accorgersi di un incendio e avvisare le forze dell'ordine o chi in casa ancora dormiva. Ha portato fuori di peso un'anziana che non era in grado di camminare, rischiando sulla sua pelle. Stavo andando a lavoro e ho visto questa casa che andava a fuoco e mi sono fermato a dare aiuto. Ho collegato che il fuoco era il piano terra. Ho pensato che i proprietari non se ne fossero accorti perché stavano dormendo, infatti era così. Sono andato avanti, ho provato a chiamare e poi ho preso un bastone, un palo, non so, avevo trovato un arnese. Ho colpito i balconi e lì sono usciti questi due anziani. Sono usciti, poi è uscita una terza persona, una signora, e poi quando ero al telefono con i vigili del fuoco mi hanno detto che c'era questa signora anziana dentro che non riusciva a camminare, quindi sono entrato, l'ho preso in braccio, gli ho parlato un attimo, gli ho detto tranquilla, l'ho preso in braccio e l'ho portata fuori e l'ho portata al sicuro, basta. Poi nel frattempo sono arrivati i pompieri. Endris è entrato, malgrado al telefono i vigili del fuoco, per la sua incolumità, gli avessero sconsigliato di farlo. Il vigile del fuoco che parlavo, quando ero in diretta, quando mi hanno detto che c'era questa disabile, mi aveva sconsigliato di entrare perché avevo paura, però ho visto che ce la potevo fare e quindi sono entrato e basta, è andata bene così. Il 35enne è convinto che senza il suo intervento gli occupanti della casa di Via Montello non ce l'avrebbero fatta. Dentro era buio, il fumo aveva invaso tutta la casa, quindi pochi minuti, anche perché dormivano e non sarebbero morti soffocati senza accorgersene.